Siamo con Frignani Gianni, il presidente del Nogara Calcio, Nogara che ha appena vinto lo spareggio in sostanza per accedere al campionato di promozione. È andata bene? È andata bene, noi siamo sicuri di ritornare, perché noi 4 anni fa eravamo in promozione. Dobbiamo aspettare tutte le varie situazioni che si creeranno in FIGC, perché non lo sappiamo. Sicuramente abbiamo un buon 80% l'anno prossimo di disputare il campionato di promozione. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, era l'ultima chance che avevamo, l'ultimo gettone, perché abbiamo sprecato un paio di partite che potevamo sicuramente essere, diciamo, senza far questa potevamo andare su. Questa partita comunque in ogni caso è stata una grande partita, perché veramente i ragazzi hanno dato cuore e anima. Aspettiamo il responso della FIGC, abbiamo buone speranze di ritornare in promozione, che è la nostra categoria. Grande colpo d'occhio oggi a Nogara, forse il record di spettatori. Oggi veramente abbiamo riempito lo stadio, veramente c'era tantissima gente, penso che sicuramente ci saranno state 250-300 persone. Bello, veramente bello, una bella festa. I ragazzi se la sono meritata, perché veramente oggi hanno dato cuore e anima per vincere, per la società. La società, poi noi siamo sempre vicini alla società, perché ci siamo sempre insieme anche al direttore sportivo, che lui è sempre qua presente, e ci siamo sempre, non barchiamo mai, giusto? Giustissimo. E naturalmente io ero molto fiducioso, perché mi ha chiamato un mio amico di una testata giornalistica, adesso naturalmente non voglio fare il nome così, mi aveva chiesto se ero fiducioso della partita di oggi. Io ho detto, li ho visti bene in settimana i ragazzi, e quindi sapevamo che Tesse, anzi tanto di cappello, perché una squadra veramente completa in ogni reparto, sapevo che era molto dura, però li ho visti questa settimana in allenamento, li ho visti bene, carichi, e ho rilasciato un'intervista dicendo che ero molto, molto fiducioso. E infatti oggi mi hanno dato la conferma, i ragazzi veramente hanno dato il cuore, anche la giornata era molto calda, quindi era anche molto difficile giocare, però io devo ringraziare prima di tutto la società, il presidente, tutti i direttori generali e i vari dirigenti, devo ringraziare lo staff tecnico, devo ringraziare tutti i ragazzi della nostra squadra, che veramente, ripeto, hanno dato il cuore, e devo ringraziare tutte quelle persone che hanno dato una mano al Nogara Calcio, tutte. Mi scuso se mi dimentico qualcuno, ma dicendo tutte penso di aver fatto una bella, e ci godiamo questa vittoria, ci godiamo. E adesso aspettiamo il verdetto, e anche lì siamo fiduciosi. Anche i ragazzi però ti hanno festeggiato, doccia sul finale. Sì, fredda. Il presidente se l'è cavata, il presidente. Sì, sono venuto via prima, però insomma dai, siamo contenti veramente. Tutto lo staff, che abbiamo un'ottima società. Il Nogara Calcio, l'SSD Nogara Calcio è una bella realtà calcistica. Poi insomma non è tanti anni che siamo in breccia, siamo in promozione e siamo ritornati in promozione. Io dico che siamo in promozione, io vado avanti, perché io penso che verremo sicuramente a ripescare. Almeno la nostra speranza, almeno mi dicevano i dirigenti, che l'80% di probabilità ce l'abbiamo. Beh, anche perché sennò questo spareggio avrebbe poco senso. Esattamente. Grazie. Grazie a te Mirko, sono felice e contento che sei venuto a trovarci, e niente, dai, arrivederci per il prossimo anno, e speriamo tutti in promozione. Ok? Grazie di nuovo.